Premio Progresso Economico, cerimonia di consegna alla Camera di Commercio di Agrigento. L'ultima campanella del liceo classico Empedocle di Agrigento è suonata a mezzanotte. L'Istituto di Istruzione Superiore è aperto fino a tardi per promuovere gli studi umanistici. Il Teatro di Agrigento apre le porte per un'anteprima dello spettacolo di Gaetano Aronica, le scuole in platea per ombre. Calcio, l'Acragas in stand-by questa domenica in attesa di conoscere il suo competitors. Basket, la Fortitudo invita tutti alla partita di domani per realizzare l'ultimo desiderio di Moncada. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del premio Progresso Economico. Oggi cerimonia di consegna alla Camera di Commercio di Agrigento. Scopriamo chi sono i vincitori con il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi una manifestazione importante che la Camera di Commercio intende premiare degli operatori commerciali della nostra provincia in un momento di cui è stato difficile per via del Covid. Sì, finalmente facciamo una manifestazione in presenza, era ora, e oggi andiamo a premiare queste aziende che si sono particolarmente distinte nel territorio. È un premio che avremmo voluto dare a tutti, ma non è possibile, quindi ogni anno andiamo a scegliere un gruppo di aziende a cui andiamo a dare un premio anche d'accordo con il Ministero. Quindi un premio che a livello di importanza assume una caratteristica particolare. Noi come Camera di Commercio abbiamo cercato in questo periodo di crisi di essere a fianco di tutte le attività produttive della provincia e continueremo a farlo. Quindi chiunque ha bisogno di noi ci trova H24, trova i dipendenti disponibili, trova il commissario disponibile, quindi utilizzateci se avete bisogno e cerchiamo tutti insieme di darci una mano d'aiuto per far sì che questo nostro territorio così dimenticato nel corso degli anni passati possa avere il merito che merita. Si parlava di una Camera di Commercio centralina di regia per i fondi PNR? Sì, abbiamo partecipato a diversi incontri con la prefettura e tutte le volte che ci hanno investito noi siamo presenti con le nostre idee, con i nostri mezzi, con i nostri impiegati. E quindi speriamo che questo PNRR possa dare nuova linfa alle nostre attività produttive per far sì che escano dal pantano della crisi. Dottore Laporta, ecco oggi un'interessante iniziativa della Camera di Commercio che premia alcuni imprenditori, esemplari, che per la loro storia, per la loro attività si sono particolarmente distinti. Ecco, tra i premiati c'è anche lei. Un riconoscimento inaspettato, quindi, che mi è arrivato a fine anno e che con piacere accolgo, anche perché proviene da un ente che è preposto proprio allo sviluppo economico del territorio, anche se devo dire che purtroppo negli ultimi anni non c'è stata molta attenzione verso la Camera di Commercio di Agrigento e quello di altre della Sicilia stessa. Comunque speriamo che possano essere di nuovo prese in considerazione realmente e perché possano promuovere iniziative economiche nel territorio. Ecco Presidente, lei anche rappresenta la presenza dell'istituto bancario importante ad Agrigento, la BCC Agrigentina, che ha chiuso proprio in questi giorni il bilancio in attivo. Come vede il futuro e com'è anche la situazione del presente? Il futuro è particolarmente difficile e incerto per le situazioni che tutti purtroppo conosciamo e subiamo. E questa situazione che si è creata, prima la pandemia e ora questa situazione così di una guerra, anche se non dichiarata nei confronti di tanti, ma che tutti subiamo le conseguenze di questa
sciagurata iniziativa messa in atto dalla Russia, quindi purtroppo rende incerto un po' il futuro, ma dobbiamo mettere sempre maggiore impegno nello sviluppo perché dobbiamo sopravvivere e anzi direi dobbiamo tornare a vivere, e quindi sono sempre stato convinto che un istituto di credito è un promotore di sviluppo, e quindi un territorio dove possono anche essere così sviluppate delle iniziative trova supporto sempre in un istituto di credito, a maggior ragione che sono banche del territorio che per natura devono operare nel territorio dove si trovano, quindi come le banche di credito cooperativo, e cerchiamo nel nostro piccolo di mettercela tutta. Sesto congresso territoriale UIL sezione pubblica amministrazione di Agrigento. Arturo Cantella. Oggi un congresso importante in un settore in cui la UIL ad Agrigento ha avuto ottimi risultati e li sta avendo quotidianamente. Ecco, qual è la situazione nella nostra provincia, nella pubblica amministrazione, voi che avete il polso quotidiano costante? Ebbene sì, oggi stiamo celebrando il sesto congresso della UIL-PA, quindi la UIL Pubblica Amministrazione, una categoria molto presente qui in provincia di Agrigento, che rappresenta le problematiche che vivono i lavoratori della pubblica amministrazione. È un settore fortemente in difficoltà, prima con quota 100, quindi che ha liberato tutta una serie di posizioni, e quindi ci sono delle difficoltà per offrire i servizi alla pubblica amministrazione, e poi è arrivato il Covid e quindi è iniziato lo smart working. Quindi siccome la pubblica amministrazione rivolge i servizi all'utenza, alla cittadinanza territoriale, provinciale, anche la UIL-PA ha cercato in questo momento drammatico di farsi carico di questi problemi e di addivenire a delle soluzioni. È certamente una categoria molto attiva, è una categoria attiva come le altre categorie che interessano la nostra organizzazione. Stiamo celebrando in questo momento tutti i congressi di tutte le categorie per arrivare il giorno 3 di giugno al congresso, quello confederale, il congresso madre di tutti, quello che abbraccia un attimino le problematiche di tutte le categorie a livello territoriale. Stiamo svolgendo questi congressi con grande serenità, con il confronto con i nostri iscritti, e ci faremo sempre più carico dei loro problemi per offrire sempre un servizio migliore ai nostri iscritti e alla cittadinanza tutta. Qual è la situazione della pubblica amministrazione della Sicilia e come UIL quali sono i punti che attenzionate maggiormente? Ma sicuramente maggiori assunzioni sul territorio regionale, perché i dipendenti sono quasi arrivati allo stress da lavoro correlato. Lo abbiamo denunciato in tutti i modi. Stanno arrivando del personale, ma è una goccia nell'oceano rispetto al numero minimo di personale che stanno mandando. Abbiamo avuto comunque grossi dati elettorali in aumento rispetto al dato precedente dell'RSU, che ci lascia soddisfatti per quanto riguarda una crescita di immagine all'interno della UIL. Ecco, il segretario nazionale del settore oggi ad Agrigento per coronare questo congresso, insomma segno di una importanza del momento e di una vitalità anche del sindacato UIL in provincia di Agrigento. Sì, assolutamente. Oggi siamo qui per celebrare il congresso della UIL-PA di Agrigento, quindi un adempimento statutario, ma non solo. Siamo qui anche per onorare un risultato strepitoso a seguito delle elezioni che definiscono le rappresentanze sindacali unitarie, e per testimoniare la costante e continua vicinanza della segreteria nazionale alle varie segreterie provinciali territoriali, quindi del territorio,
il sindacato non soltanto ha un'estrema vitalità, ma ha interesse a intervenire sulle faccende che hanno ricadute non soltanto sui pubblici dipendenti ma anche sui cittadini. Siete soddisfatti della politica del governo Draghi verso la pubblica amministrazione? Molto in parte, non possiamo negare che qualcosa sia stata fatta, ma c'è bisogno di un intervento maggiore e soprattutto c'è una necessità di una consultazione continua e ulteriore e molto più grande delle parti sociali, che ovviamente conoscono i problemi dall'interno perché rappresentano uffici, agenzie, enti, amministrazioni e quindi hanno costantemente il polso della situazione. C'era una lamentela che Draghi non vi ascolta, non vi sente, decide e basta. Beh no, questo non è completamente vero, è ovvio che molti degli incontri sono stati, come dire, sono scaturiti dalla fermezza e dalla insistenza con cui le parti sociali hanno chiesto di essere ascoltate dal governo per poter illustrare compiutamente le loro piattaforme, quindi sicuramente si poteva fare diversamente e noi opereremo perché si faccia diversamente rispetto al passato. Oggi congresso territoriale, ecco, si fa un consuntivo ma si fa anche una prospettiva per il futuro post-Covid anche, che ha avuto il suo momento importante nell'attività non solo del sindacato ma in generale di tutta la nazione. Ma certamente noi come pubblici dipendenti siamo entrati con i piedi nel piatto sulla questione del Covid, come si sa, molti di noi ci hanno anche lasciato la vita. E quindi certo il post-Covid è importante, ragioneremo intorno alle questioni legate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ragioneremo intanto anche sulle questioni che riguardano il conflitto che c'è in Ucraina e ragioneremo sui riflessi che tutto questo ha all'interno della pubblica amministrazione, perché noi eroghiamo servizi e i servizi risentono moltissimo di quelle che sono le problematiche che circolano all'interno della nostra nazione. Certamente ragioneremo anche sulle questioni che riguardano il PNRR, ci avverremo di tutti gli strumenti a nostra disposizione, abbiamo anche la segreteria regionale e nazionale che ci darà una mano, oltre naturalmente al nostro segretario generale di Agrigento. Vertenza dei call center incalza la protesta dei lavoratori di Almaviva e Covisian, saliti sul tetto del Politeama per richiamare l'attenzione delle istituzioni. Chiedono al più presto un tavolo al Ministero del Lavoro. C'è il servizio. È tantissima, perché c'è ancora troppo silenzio, un silenzio che ci sta facendo veramente arrabbiare. Non è possibile a distanza di ormai quasi un mese, perché il giorno 7 è un mese che noi abbiamo le procedure di licenziamento in mano, che ancora non sappiamo nulla, che ancora nessuno ci chiami per continuare questo maledetto tavolo. Noi vogliamo sapere che fine facciamo, è un nostro diritto, noi vogliamo una risoluzione e qua tutti fanno finta di non vedere, non sentire, non parlano. Questo è un altro gesto eclatante il vostro, quello appunto di salire su un teatro, sul tetto di un teatro, e ci saranno altre proteste nei prossimi giorni. Sì, noi andiamo avanti, noi vogliamo che si ricordino di noi, che non ci mettano in un angolo e si dimentichino che noi esistiamo, che siamo in attesa di un'avvertenza, che i 75 giorni corrono e onestamente non possiamo aspettare ulteriormente, devono darci il riscontro al più presto. Sì, ancora adesso non abbiamo nessuna risposta, noi siamo alla disperazione e ne inventiamo una al giorno. Oggi praticamente veramente un gruppo di lavoratori è salito sul teatro perché praticamente tutta la città di Palermo dall'alto deve sapere praticamente che ancora ci sono 543 famiglie che stanno rischiando il posto di lavoro e nessuno praticamente si sta occupando di noi. Il governo è silente, troppo silenzio, l'avvertenza è troppo importante e Palermo non si può permettere di trovarsi con tutte queste famiglie in mezzo a una strada. Sì, la politica deve ricordarsi che compagnia di bandiera significa difendere gli interessi degli italiani e i primi italiani sono i lavoratori. Non possono prevalere le logiche del profitto, a prescindere da chi siano i responsabili, se Covie, se ITA. Noi abbiamo l'assoluta necessità che tanto ITA quanto Covisian pongano fine a questa vertenza, è una vertenza che dura da troppo tempo, finalmente parrebbe che qualcosa si stia muovendo. Pare che finalmente la prossima settimana tanto ITA quanto Covisian si presenteranno ai tavoli, spero soltanto che a quei tavoli non vengano per cincischiare e perdere tempo, ma per offrire soluzioni concrete che portino alla riassunzione dei licenziati e al completamento di tutte le assunzioni che erano state programmate con l'accordo siglato al Ministero del Lavoro.
Salvatore Zambito, 31enne di Palma di Montechiaro, è stato arrestato dagli agenti del commissariato locale per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo si era da tempo stabilito in Germania, dove lavorava, e proprio le autorità giudiziarie tedesche avevano emesso un mandato di arresto europeo nei suoi confronti perché coinvolto in un giro di droga. Al rientro nella città del Gattopardo, gli agenti di polizia l'hanno trovato in possesso di droga e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto al carcere di Lorenzo di Agrigento. Covid, il commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia traccia il nuovo report settimanale. Andamento lineare dei nuovi positivi, in calo i vaccini. Vediamo. E allora, siamo alla prima settimana di maggio. La situazione del Covid è sovrapponibile a quella delle altre settimane, significa che, come sapete, il virus continua a circolare fra di noi. Abbiamo 8.714 pazienti assistiti a domicilio. Vi rendete conto che qua è un paese di media popolazione che in questo momento stiamo assistendo, e questo comporta da parte nostra un impegno, soprattutto per le USCA, di seguire questi pazienti con le telefonate e con la verifica della loro condizione di salute. Però volevo darvi anche un dato nazionale sulla percentuale di occupazione post-letto da pazienti Covid-19. È vero che il virus sta circolando di meno, però gli effetti sull'ospedalizzazione, così come si verifica ad Agrigento, sono al di sopra della media, e quindi tante regioni, tra cui la Sicilia, sono oltre la soglia minima di occupazione post-letto. Vi dico subito quanto ne abbiamo noi. Continuiamo ad averne a Ribera circa 18, se non ricordo male, 22 sono ad Agrigento e 5 in terapia intensiva a Ribera. Vi rendete anche conto che il numero di vaccini, dai numeri che potete vedere, continua a scendere, siamo sempre al di sotto dei 1000. Sono 747 vaccini fatti in una settimana in una provincia. Sono numeri che veramente non hanno bisogno più di commenti, perché sennò continueremmo a essere ripetitivi. Quindi la condizione nostra è che, non vi ripeto le cose della settimana scorsa, vi dico solamente qualche iniziativa che è degna di rilievo per la nostra azienda, che sta continuando nelle assunzioni, nell'espletamento dei concorsi di UOC. Abbiamo firmato questa settimana il contratto con il primario di nefrologia, una persona validissima che ha deciso di operare nella nostra provincia, e anche con il dottor Gino Cacciatore, che si occupa della lungodegenza nel nostro ospedale di Agrigento, che anche con lui abbiamo firmato il contratto, ed è una conferma molto positiva per la nostra provincia. Fra l'altro sono stati aumentati i posti di lungodegenza in tutti gli ospedali della nostra provincia. Qualche altra notizia che può essere importante: abbiamo con il Dipartimento Salute Mentale, con il quale vi ho detto abbiamo iniziato una serie di nuove attività. Nella giornata di giovedì ho firmato il contratto con dei pazienti che adesso si propongono di essere dei facilitatori e aiutano la nostra struttura per poter recuperare quelli che adesso sono gli attuali pazienti. È un nuovo modo di lavorare che non si affida alla terapia sic et simpliciter, cioè la benzodiazepina, addormentare il paziente o altro, ma è una terapia di gruppo che è molto più difficile da portare avanti, ma per la quale i nostri operatori nel dipartimento, quindi i nostri psichiatri e gli psicologi, sono molto ben preparati. Adesso sta prendendo piede ed è una bellissima soddisfazione vedere quelli che erano pazienti che oggi si mettono a disposizione, volontariamente ovviamente, dei nuovi pazienti che ovviamente interessano la nostra provincia. Ultima notizia, che secondo me è degna di nota, è l'avvio della procedura per l'acquisto di 2 angiografi all'ospedale di Sciacca e all'ospedale di Agrigento. L'angiografo ovviamente ti consente di fare delle diagnosi importanti, soprattutto per quanto riguarda la cardiologia interventistica, o comunque per la radiologia interventistica, ed è quello che sarà il futuro degli interventi chirurgici, che saranno sempre più fatti attraverso procedure teleguidate.
sono momenti importanti di crescita per la nostra sanità, siamo coscienti che tante cose vanno fatte, però almeno diamo testimonianza che man mano piccole cose, una dopo l'altra, le stiamo portando avanti. Con questo messaggio, diciamo, in positivo, vi do appuntamento alla settimana prossima. Un problema di salute dell'imputato ha fatto slittare l'apertura del processo davanti ai giudici della prima corte d'assise di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, scaturito dall'omicidio di Salvatore Lupo, imprenditore, ex presidente del Consiglio Comunale di Favara, freddato all'interno di un bar il giorno di Ferragosto. Giuseppe Barba, 66enne di Favara, è accusato di aver ucciso l'ex genero per motivi economici e per dissidi scaturiti dopo la separazione con la moglie. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 3 giugno, la procura contesta le aggravanti dei futili motivi e la premeditazione. Contestato anche il porto in luogo pubblico di un'arma da sparo e la detenzione illegale della stessa all'interno della propria abitazione. Giuseppe Barba sarebbe stato tradito dalle immagini di un video estratto dalle telecamere di un impianto di videosorveglianza che immortala la sua Fiat Panda mentre effettua un tragitto nella direzione della via 4 novembre, dove in un bar è stato commesso l'omicidio dell'imprenditore che gestiva una serie di comunità per disabili e operava nel settore dell'edilizia. Proprio su quell'auto, grazie all'esame dello STAB, sono state trovate sul volante in particolar modo tracce di polvere da sparo che avrebbero confermato i sospetti dei carabinieri, tanto da far scattare il 9 settembre il fermo. Ottava edizione della Notte Nazionale dei Licei Classici, l'Empedocle di Agrigento, aperto fino a mezzanotte per promuovere gli studi umanistici, diverse iniziative e ospiti di rilievo. Vediamo. Quanto è importante questa sera la Notte dei Licei? Sì, assolutamente, questa sera si sta celebrando una bellissima manifestazione che vede anche nuovamente protagonista il Liceo Classico e Musicale Empedocle, che ha aderito all'8ª edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. È una manifestazione che è stata ideata da un docente, il docente Rocco Schembra dell'Istituto Puglia e Pennisi di Acireale, ma che ha trovato subito il consenso del Ministero dell'Istruzione, tant'è che a tutt'oggi tutti i licei che aderiscono all'iniziativa sono coinvolti e chiaramente ne fanno appunto una buona propaganda, come sta succedendo anche a noi. È il momento della ripartenza, gli studenti sono i principali protagonisti, abbiamo avuto degli illustri ospiti, in primissima battuta il professore dell'Università degli Studi di Palermo Salvatore Lobue, che ha tenuto stamattina una lectio magistralis su Leopardi, in particolar modo sull'infinito, e poi abbiamo avuto anche il professore Francesco Pira, anche io docente universitario all'Università di Messina, l'attore Gaetano Aronica, e continueremo con Marco Savatteri e la Casa del Musical, il cantautore Daniele Magro e i laboratori ideati dai nostri docenti e portati avanti dai nostri studenti. Ecco, c'è stata anche un'ottima affluenza da quello che abbiamo potuto vedere, grazie anche alle tante iniziative in calendario che fino a mezzanotte hanno intrattenuto il pubblico. Sì, tante iniziative e soprattutto tanta voglia di esserci da parte dei nostri studenti. Sono contenti di questa ripresa, di questo ritorno alla normalità, e sono contenti di fare qualcosa per la loro scuola, che in qualche modo in questo momento assume anche una veste diversa, perché la scuola c'è non soltanto sul banco di scuola, ma anche in queste iniziative collaterali, dove si riscoprono i classici, ma in una chiave anche moderna, e si capisce che non c'è memoria se non c'è anche un'attualizzazione della memoria, e che il classico ti dà la possibilità di essere come un albero che affonda le sue radici nel passato, ma che si protende verso il presente e in qualche modo anche verso il futuro. Allora, siamo in questa serata della Notte dei Licei, dove ci intratterremo con balli, diverse rappresentazioni e diverse letture, soprattutto di classici, e comunque brani che riguardano appunto i nostri studi. Infatti noi come liceo classico siamo comunque anche a indirizzo musicale, ma in questa sera particolarmente il liceo classico, appunto proporremo letture di classici antichi, come ad esempio letture dell'Iliade, dell'Odissea, dei grandi poemi
Quindi oggi il Liceo Empedocle vive un'atmosfera di grande festa, classico e musicale. Oggi appunto è la notte nazionale del Liceo Classico e grazie anche al prezioso aiuto del Liceo Musicale siamo stati in grado di organizzare una serata con tanti momenti dove i ragazzi del nostro istituto proporranno quindi delle loro rappresentazioni, dei loro spettacoli. Abbiamo degli illustri ospiti, Gaetano Aronica, Marco Savatteri, il professore Lobue, il professore Pira. Dunque è sicuramente una serata densa di cultura, una serata che quindi fa capire quanto il Liceo Classico sia ancora in auge. Un liceo aperto anche al mondo esterno, stiamo vedendo un'affluenza anche di parecchia gente, parecchi genitori, insomma la curiosità la fa da padrona? Il Liceo Classico e Musicale Empedocle sicuramente è una delle più importanti scuole del territorio e la Notte Nazionale del Liceo Classico è un evento, possiamo dire, pubblico della città, dunque ci aspettavamo questa grande affluenza. Finalmente la situazione pandemica diciamo, sta voltando pagina. Gaetano Aronica, attore, protagonista anche in questa sera nella Notte dei Licei qui al Liceo Classico Empedocle, con una bella performance. Sì, ho fatto qualche brano con un ragazzo bravissimo, classe 2003, Federico Mungiovia, abbiamo fatto alcuni brani da Weekend Heroes, abbiamo anche poi cantato un po' di Bob Dylan, un po' di David Bowie, è stato molto bello. Io ho fatto il Liceo Empedocle, mio padre insegnava qui, la preside mi ha invitato, anzi quest'anno credo di essere il testimonial del Liceo Classico Empedocle. E è stata una gioia, un tuffo nel passato ma anche nel presente, e qui ringrazio il Liceo Empedocle. Abbiamo visto una grande affluenza di persone oltre che di ragazzi, cosa vuol dire? Vuol dire che ogni tanto l'amore è ricambiato, non succede spesso, però con la mia città l'amore è ricambiato e questo è uno dei segnali. Io, come sai, tengo sempre un profilo basso, non pubblicizzo più di tanto e oggi c'era insomma, sono felicissimo, ringrazio tantissimo la preside Gatto perché è stato bello. Ti sei esibito con Gaetano Aronica qui alla Notte dei Licei? Mi sono esibito in occasione della Notte dei Licei insieme a Gaetano Aronica, il grande maestro, il grande attore Gaetano Aronica. Per me è stato un grande privilegio veramente poterlo affiancare in questa bellissima serata che ha unito sia musica che teatro. Come ex alunni che considerazione avete? Come vi sembra questo? Qual è il messaggio che tramandate anche agli attuali alunni e chi vuole venire a iscriversi? Il messaggio che mandiamo agli alunni attuali e a quelli che verranno è quello di scegliere sempre il Liceo Classico Empedocle con tutte le sue difficoltà, perché è un liceo molto impegnativo, ma nonostante ciò alla fine del percorso formativo otterranno dei risultati che li contraddistingueranno nella loro vita. Venire qui è sempre stata un'emozione, infatti noi ci siamo diplomati 2 anni fa e venire qui ogni anno per noi è sempre un'emozione, ritorneremo sempre. Anche l'avvocato Scozza di qui alla Notte dei Licei tra gli spettatori, come mai? Beh, tra figlio e moglie al Liceo Classico e 2 figlie con un passato al Liceo Classico, credo che queste siano iniziative straordinarie che vanno valorizzate, partecipate, perché sono quei momenti che costruiscono la formazione culturale e anche psichica, psicologica dei ragazzi. Credo sia un bel momento. Importante è la Notte dei Licei, no? È fondamentale, è importante perché fa comunità, si aggrega in un momento in cui l'era digitale è deleteria rispetto a questi ragazzi che purtroppo sono sempre attenti al cellulare, all'iPad e poca socializzazione. Qui si socializza, si suona, si recita, si legge, credo sia veramente importante. L'Istituto Superiore Pirandello di Bivona, protagonista del 7° torneo di calcio studentesco e del 2° Memorial Vincenzo Busciglio. Arturo Cantella. Si è svolto a Bivona il 7° torneo di calcio studentesco Sport e Legalità e il 2° Memorial dedicato a Vincenzo Busciglio, un ragazzo prematuramente scomparso, organizzato dall'associazione Renato Traina, diretta da Franco Colombo e che ha visto la partecipazione di tanti ragazzi atleti provenienti da tutta la Sicilia, evento organizzato grazie anche alla collaborazione di tante associazioni del luogo, tra questi l'associazione Primavera Ollus, il Consorzio Universitario di Agrigento, il Comune di Bivona,
l'Istituto Pirandello di Bivona, la Lega Calcio Elen di Sicilia. Al termine premiazione per tutti i componenti e ragazzi che hanno partecipato all'evento. Stiamo organizzando questo torneo che è la 7ª edizione in collaborazione con l'Istituto Alberghiero e con l'Istituto Comprensivo che comprende Alessandria, Bivona e Santo Stefano. Quest'anno la manifestazione è dedicata allo sport e legalità e faremo un memorial, la 2ª edizione di un ragazzo di Vincenzo Busciglio che tragicamente è scomparso, morto a coltellata da Alessandria della Rocca, e i ragazzi hanno voluto ricordare questo loro compagno. Si sperava in un giorno clemente dal lato diciamo così, della temperatura, però ci siamo organizzati usando la palestra e quelli più grandi stanno usando in questo momento in contemporanea al campo sportivo. Un evento che si articolerà come, Presidente? Ma si articolerà che giocheranno i ragazzi qua 15 minuti ciascuno. Sicché al termine della manifestazione ci sarà il saluto del sindaco a tutti gli intervenuti, ci sarà la premiazione, ci sarà il sorteggio per reperire i fondi, abbiamo organizzato un sorteggio e dopo saremo tutti ospiti offerto da un buffet che ci ha preparato con la nostra collaborazione l'Istituto Alberghiero. Che significato assume questo evento? Ma assume, il significato è quello, diciamo così, della correttezza, dello stare insieme, della crescita insieme, perché in fin dei conti i bambini sono loro che un domani ci guideranno a noi, che la vita gli dia tante soddisfazioni e che si comportassero sempre bene, diciamo, durante il percorso della loro vita. Ma il significato è quello di una ripartenza. La S Renato Traina ancora una volta organizza una manifestazione non solo bivonese ma una manifestazione territoriale che mette assieme tante istituzioni, l'istituzione scolastica, abbiamo anche oggi la presenza del CUPA, quindi una manifestazione sportiva che è anche l'opportunità per ragionare sul potenziamento del territorio, sulla formazione ed è quello che stiamo facendo con l'onorevole Mangiacavallo, il presidente del CUPA, su iniziative che riguardano proprio, che vedono protagonista questo territorio attraverso l'istituzione di master e altre iniziative importanti che stiamo portando avanti anche con l'ITS. Io devo ringraziare Franco Colombo per queste bellissime iniziative che pone in essere con tanti giovani protagonisti, un ringraziamento anche alla Primavera Onlus che ormai diciamo, come associazione fa tantissime attività sul sociale, quindi questo è un territorio, un paese vivo che mette assieme veramente tante persone attraverso l'associazione e attraverso le istituzioni e dobbiamo lavorare tutti assieme proprio per questo, per dare l'opportunità a questi territori che sono più marginali di uscire fuori da questo contesto e avere maggiori opportunità, soprattutto per i giovani. Dopo 2 anni ritorniamo a riprendere le attività che avevamo necessariamente sospeso con questa iniziativa di educazione alla legalità che si collega proprio al nostro percorso di attività legate all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza. L'Istituto offrirà anche un pasto preparato dai ragazzi della scuola. Sì, prevede anche questo momento conviviale e i nostri studenti dell'indirizzo enogastronomico hanno preparato un buffet, un lunch da offrire a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo quadrangolare. Vorrei anzi sottolineare che questo quadrangolare è intitolato a un nostro ex alunno, Vincenzo Busciglio, che nel 2019 è tragicamente scomparso e quindi in memoria di questo nostro ex alunno è stato organizzato questo evento. Noi siamo particolarmente lieti come consorzio di avere sponsorizzato assieme ad altri enti, ad altre istituzioni, questa iniziativa che è
semplicemente straordinaria, perché riesce a coinvolgere adulti, bambini, giovani, adolescenti e anche le istituzioni con una finalità nobile, quella non solo di istruire ma anche di educare alla vita, perché sport e legalità rappresentano un perfetto connubio che ha un suo fondamento anche nella formazione delle coscienze, perché avere la consapevolezza per chi pratica lo sport che esistono diritti e doveri, che bisogna rispettare così come le regole del gioco, anche le leggi dello Stato, diventa un momento fondamentale della civile convivenza. Oggi c'è un altro motivo che ci fa gioire, quello di essere tornati finalmente, direi, in presenza per una manifestazione che raccoglie, nel rispetto evidentemente delle norme igieniche e razionali, che raccoglie un mare di persone che si ritrovano proprio per sostenere una nobile causa. Diciamo che la ripartenza è stato il primo punto del nostro programma, siamo ripartiti già l'11 aprile dell'anno scorso, questa stagione siamo ripartiti con tutte le attività, siano esse regionali che provinciali, di calcio a 11, di calcio a 5, di calcio femminile, e la cosa più importante è che le stiamo portando a termine tutte regolarmente. Un grande successo del Comitato regionale Sicilia, ma soprattutto un grande successo delle società che hanno creduto alla nostra proposta, che hanno creduto al nostro progetto e lo hanno portato fino alla fine. Le società stanno riprendendo regolarmente i campionati? Beh, non solo stanno riprendendo, ma li stanno terminando. Sì, un'iniziativa voluta da Colombo, che ringraziamo per l'invito, la scuola che ha messo a disposizione in una giornata come questa anche i locali, e che viene omaggiato un ragazzo che, voglio dire, durante un incidente è morto questo ragazzo, e quindi, come dire, un'iniziativa che ha anche, oltre allo scopo sportivo, anche uno scopo, diciamo, di ricordo di questo ragazzo giovane vittima, diciamo, di un incidente, quindi è estremamente importante, per cui abbiamo ritenuto giusto essere presenti qui assieme al Presidente Morgana. Un'attività agonistica che sta avviando al termine e che vede di buon auspicio anche il nuovo anno. Sì, l'ha detto Morgana, c'è stato un lavoro che ha fatto il Comitato regionale, presieduto da lui, di grande importanza, tutti i campionati ormai sono al termine, si stanno concludendo bene, quindi tutte le iniziative sia del settore giovanile ma anche dell'LND, per cui, diciamo, siamo soddisfatti e pensiamo che il nuovo anno sia produttivo. È una bellissima manifestazione che ritorna dopo tanti anni. Noi per 5 anni siamo stati accanto a Franco Colombo, che è un'eccellenza dello sport e del calcio bivonese. Oggi peccato, dico, questa giornata, quindi comunque siamo riusciti a fare gli eventi sia al campo sportivo che qui nella meravigliosa palestra dell'Istituto Alberghiero. Oggi è una bellissima giornata di sport che premia tutti gli sforzi di Mister Colombo. Colombo è stato un punto di riferimento dello sport del territorio, molte generazioni sono cresciute con lui, generazioni di giovani calciatori, e rappresenta il calcio nel nostro territorio, con i valori che lo sport e che il calcio porta dietro. Quindi queste sono delle generazioni che come dire, porteranno questi valori che il Mister Colombo riesce a inculcare. Questo è un memoria dedicato a Vincenzo, che era un partecipante di questa scuola, e questa vittoria noi la dedichiamo a lui. Bravo Giuseppe. Bravo, un applauso, bravo! Sono felice di questo torneo, abbiamo meritato la vittoria e spero che si rifarà il prossimo anno. Siamo molto soddisfatti di questa vittoria sudata, sempre dedicata a Vincenzo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Al Teatro Pirandello di Agrigento, Ombre di Gaetano Aronica e Adriana Sabatini, protagonisti della messa in scena di cui firma la regia lo stesso Gaetano Aronica. Sono due personaggi, un giudice siciliano e una studentessa, in attesa di discutere la tesi. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella.
Siamo qui al Teatro Pirandello con la prima studentesca dedicata agli studenti. Noi siamo venuti proprio per anticipare l'informazione e la notizia. Ricordiamo che lo spettacolo andrà in onda stasera alle 9 e domani replica alle 17. Gaetano, allora presentaci la compagnia e una sintesi dell'opera. Grazie a TVA che è sempre presente al momento giusto. Inizio subito a presentare Marcella Lattuca è la madre, Viola Provenzano è Angelina, dietro di me Emanuele Carlino e Guglielmo, Silvia Frenda e Chiara, Arianna Vassallo è la mia assistente alla regia, me la tengo stretta, Franco Bruno è il giudice, il procuratore, mentre Nicola Pureo è il padre, Fabrizio Milano e Carlo. Io sono il giudice, sono l'altro giudice, si sa che è una storia anche di giudice, oltre che di conflitti generazionali, una storia molto attuale, una storia vera, una storia che, diciamo così, ci fa pensare a tante cose di oggi. Stasera alle 9, ma l'appuntamento è alle 8:30 per essere precisi, vista anche la pioggia, e domani alle 17:30. Devo anche comunicare, perché diciamo che ad Agrigento c'è una parola che va di moda, che è il sold out, è una parola, tu quando non sai che dire dici sold out. Allora, sold out. Ecco, noi purtroppo abbiamo un sold out continuo e ci dispiace invece, per cui ve lo facciamo pure sotto la pioggia, perché siamo contentissimi di questi sold out, ma saremmo ancora più contenti che tutta la città vedesse questo spettacolo, perché appartiene alla città, di più non posso dire. Ecco, sinteticamente cosa raccontate? Perché la gente dovrebbe venire a vedere Ombre? Perché la storia di Angelina, la storia di una ragazza di qua che vuole fare il magistrato, come tante ragazze, come tanti ragazzi che dopo il liceo hanno sogni e aspettative, ma c'è un uomo che la segue, ci sono tante ombre che la seguono, perché questa ragazza ha un segreto, anzi ha molti segreti, il primo dei quali è che ha una doppia vita, dunque la doppia vita di Angelina, ricordando Fassbinder, la doppia vita di Veronica Voss o addirittura Hitchcock con La donna che visse due volte, per cui ci rifacciamo a questi grandi modelli del giallo classico, lo portiamo facendolo diventare un giallo siciliano e siamo molto contenti. I ragazzi oggi del liceo classico e anche ieri ci hanno tributato un'accoglienza, un applauso. Non è bello parlare di se stessi, facciamo parlare gli altri. Grazie. Per par condigio sentiamo una donna, Angelina, no? Angelina cammina sulle sue scarpette blu. Forse. Sì, sono Angelina io. è la madre, tutti e due. Sono io, sì, uno spettacolo che è assolutamente da vedere, ci abbiamo lavorato tanto, doveva andare in scena 2 anni fa e adesso l'abbiamo ricostruito tutto da capo con un cast nuovo e niente, vi aspettiamo calorosi. È uno spettacolo sicuramente nuovo, nuovissimo, è come se vedeste un film. Siamo sul palco ma è come se fossimo su uno schermo. Venite, verrete, speriamo. Non può entrare nessuno, è sold out, neanche il TVA riesce a entrare oggi. Arianna, abbastanza tu che aiuti Gaetano. Eccoci, io sono felicissima finalmente dopo 2 anni di riuscire a portare questo spettacolo agli studenti, perché 2 anni fa erano già più di 3.000 che avevano prenotato, poi siamo stati interrotti dalla pandemia e invece più di 3.000 ci stanno guardando in questi giorni fino a martedì mattina. E domani e oggi e stasera saremo qui per la città. Vorrei anche dire che questo spettacolo è naturalmente fatto anche dopo i 30 anni dalle orrende stragi, si parla di giudice e non soltanto, per cui è uno spettacolo che diciamo, raccoglie le emozioni di tutti noi quando si parla dei grandi giudici, purtroppo delle grandi stragi. Cerchiamo di dare il massimo e di essere all'altezza di questo compito. Domenico Dolce, stilista del noto marchio di moda Dolce & Gabbana, torna in Sicilia come testimonial d'eccezione per un progetto organizzato dalle Vie dei Tesori intitolato Il Genio. Vediamo. È dedicata al genio di Palermo, l'edizione primaverile delle Vie dei Tesori, per 3 weekend tra visite, esperienze e passeggiate. Ospite d'eccezione alla presentazione del progetto, lo stilista siciliano Domenico Dolce, che ha voluto raccontare la sua esperienza professionale e di vita. Un amore, quello per la Sicilia, che lo stilista porta in giro per il mondo, come ha lui stesso dichiarato. Prima ancora di dire che sono italiano, all'estero io dico sono siciliano. Domenico Dolce ha parlato di come il genio sia presente in ognuno di noi e può trovare sbocco solo se una persona non si arrende e decide di alimentare quello che lui definisce il genio affamato.
e sulla sua terra che lui ha lasciato per diffondere la sua arte spende solo parole d'amore. Se sei un vero siciliano, la tua terra ti richiama e ti fa ritornare. A proposito di stile, lui che dello stile ne ha fatto un culto, quello siciliano è a 360 gradi, nel cibo, negli abiti, ma soprattutto nei valori della famiglia che un vero siciliano porta con sé ovunque. La Sicilia si mostra a tutti, ma difficilmente la conquisti, ha dichiarato Dolce, puoi solamente amarla, spasmodicamente. Io penso che chi va via dalla Sicilia ha un problema, si sente come rifiutato e quando si va via un po' delusi, amareggiati perché tu avresti voluto realizzare quello che avevi in mente. Qui purtroppo a volte non è possibile, in altri posti riesci, però se sei, io dico sempre, un vero siciliano, la terra ti chiama, tu sei fatto di quel DNA e quindi ti piace ritornare e portare, soprattutto ritornare vincitore, questo è il grosso problema. Io mi ricordo quando sono venuto per la prima volta a Palermo per la sfilata, avevo paura di deludere sia i siciliani che me stesso, quindi hai sempre poi la paura nel tornare di non essere forse ancora all'altezza di poter dimostrare che ce l'hai fatta. Esiste uno stile siciliano che è nel cibo, nel pensiero, nei valori della famiglia, in tantissime cose che te lo porti dietro e che piano piano affiora. Ma io questo lo vedo anche tra persone che conosco che vivono a New York, che vivono in Australia, che vivono ovunque. Diciamo quello che c'è, che noi abbiamo noi siciliani, che penso che forse solo degli isolani, è un senso di patriottismo per la propria terra, che quando magari qua non ci consideriamo di striscio, ma quando vedi un altro siciliano altrove c'è un senso di unione, di fratellanza, che è una cosa fortissima. Io credo che tutti siano dei geni, poi c'è il genio pigro, e il genio diligente e il genio affamato. Il genio affamato sviluppa il genio. Riqualificare i quartieri più degradati, questo è l'obiettivo del progetto Capacity che ha come protagonista i quartieri più degradati della città di Messina. Vediamo. Progetto che inizialmente doveva durare 30 mesi, è iniziato nel 2017 e doveva finire dopo 30 mesi, di fatto è finito dopo 48 mesi ed è finito nel dicembre del 2021. Doveva portare avanti un'ottica innovativa per la riqualificazione urbana del nostro territorio e la fuoriuscita delle persone di alcune delle baraccopoli storiche di Messina da quella situazione di degrado abitativo, ma anche sociale ed economico e anche culturale. E gli obiettivi sono stati raggiunti, tant'è che appunto il Consiglio dei Ministri che ha erogato i fondi che poi sono stati recepiti dal Comune, dall'amministrazione comunale e poi sono stati gestiti dall'amministrazione comunale, ma sono stati poi le attività sono state realizzate dal partner strategico dell'amministrazione comunale, che è la Fondazione di Comunità, che ha realizzato tutte le sue policy di intervento sul territorio. L'intervento si è realizzato totalmente nella baraccopoli di Mare Grosso e ha portato quindi alla fuoriuscita di tutte le famiglie dalle baracche ed la zona ormai è sbaraccata e le baracche sono state demolite. E poi una parte di fondo fucile, non tutto a fondo fucile perché il progetto riguardava soltanto una parte del fondo fucile. Ha realizzato belle sinergie col territorio. Un sistema che è possibile replicare. Si potrebbe inserire a tutti gli effetti, è un metodo sperimentale che ha utilizzato dei parametri che sono stati validati e studiati a livello nazionale ed internazionale e che riguardano proprio le aree con difficoltà di sviluppo territoriale e quindi si potrebbe realizzare tranquillamente, si potrebbe innestare in tutti quei processi che sono stati avviati anche economici del nostro territorio per implementare lo sbaraccamento e la riqualificazione del territorio seguendo parametri anche di sviluppo umano integrato, quindi parametri multidimensionali che non relegano le persone che vivono nei territori disagiati in altri piccoli territori disagiati, in condomini per esempio, come è successo nel passato in cui sono state concentrate tutte le persone che abitavano nelle zone sbaraccate o nei quartieri a disagio di Messina. Invece queste persone di Fondo Saccà e Fondo Fucile sono state disseminate sul territorio e quindi hanno anche attivato le loro competenze civiche
e sociali in maniera anche diversa, quindi è un progetto assolutamente innovativo. Sono stati poi sviluppati dei meccanismi di finanza etica che hanno consentito a persone che diciamo, avevano difficoltà ad essere accettati, poco bancabili dalle banche, ad essere accettati dalle banche, quindi ad avere la possibilità di acquistare una casa con fondi che provenivano da un lavoro, e molto spesso queste persone sono state anche affiancate nella fuoriuscita da meccanismi di lavoro nero. Calcio eccellenza, l'Acragas si ferma fino al prossimo 15 maggio in attesa di conoscere il suo competitors Misilmeri o Pro Favara. Carmelo Lentini. Quella di domani, domenica 8 maggio, sarà una domenica piena di play-off e play-out. Questa domenica calcistica d'eccellenza vedrà l'Acragas di Nicolò Terranova affacciata alla finestra. Infatti, mentre il gigante osserverà un turno di sosta, sul rettangolo di gioco del Giovanni Aloisio di Misilmeri si decidono le sorti per l'accesso alla finale play-off. In campo Don Carlo Misilmeri e Pro Favara. Chi vince affronterà l'Acragas allo stadio Esseneto il prossimo 15 maggio. Ad attendere le due squadre il pubblico delle grandi occasioni, con un folto numero di tifosi favaresi al seguito dei propri beniamini, che sognano una finale tutta agrigentina. Questa sfida di testa sarà diretta da Alberto Natale Amore di Ragusa, con assistenti Marco Giuliani di Barcellona Pozzo di Cotte ed Alberto Fiore di Messina. Per quanto riguarda la sopravvivenza, Casteltermine e Cuspalermo sono ormai retrocesse in promozione. Per decidere quale sarà la terza occorrerà vedere cosa uscirà fuori dallo spareggio play-out in programma al Ribolla tra Monreale e Marsala. Questa gara purtroppo dovrà disputarsi a porte chiuse. L'incontro sarà diretto da Luca Vittorio di Taranto con assistenti Salvatore Girolamo Cucci di Trapani e Giuseppe Lugaro di Palermo. In promozione inizia il cammino del Raffadali nella lotteria dei play-off. La squadra di Giovanni Falsone sarà impegnata a Castelvetrano questa domenica 8 maggio contro la Folgore. Chi vince affronterà nella finale Girone A il Casteldaccia il prossimo 15 maggio. Questa semifinale di Castelvetrano è stata affidata a Davide Patti di Palermo con gli assistenti Francesco Quattrotto di Messina e Alessio Reitano di Acireale. Per quanto riguarda invece la retrocessione, il Camarat di Mimmo Bellomo sarà impegnato a Castelbuono contro la locale Super Giovane. Chi vince si salva. Questa sfida per la sopravvivenza sarà diretta da Michele Buzzone di Enna, con assistenti Francesco Conti e Pierluigi Fazzi, anch'essi di Enna. Anche in prima categoria sono in programma sfide play-off e play-out. In campo 3 agrigentine e per opposti chiaramente motivi. Atletico Favara Gemini, finale play-off girone B, è in programma domenica 8 maggio allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara. Si tratta di una sfida decisiva e che vedrà sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni, con folte rappresentanze di entrambe le tifoserie. Chi vince parteciperà alla finalissima contro la vincente del girone A tra Accademia Trapani e Petrosino, in programma domenica 15 maggio a partire dalle 16:30. Atletico Favara Gemini verrà diretta da Giovanni Marco Arena di Palermo. Ancora calcio, i prossimi appuntamenti e le posizioni in classifica in terza categoria. Carmelo Lentini. Infine riprende domenica prossima 8 maggio il campionato di terza categoria di Agrigento dopo la giornata di sosta. Siamo arrivati alla fase calda del torneo anche perché mancano in totale 3 giornate alla fine delle ostilità e rimane immutato il margine di 5 punti del fuggitivo Aragona nei confronti degli inseguitori, in questo caso il Real Licata. Vantaggio che potrebbe ridursi in quanto la capolista proprio domenica prossima osserverà un turno di sosta prima delle 2 ultime gare in programma contro Ribera ed Atena. Anche chi insegue il Real Licata dovrà osservare un turno di sosta e completerà la propria regular season con due ultimi impegni di un certo peso.
rispettivamente con il Bivona fuori casa e poi in casa con il Cianciana. A conti fatti l'Aragona sembra essere predestinato a tagliare per primo il traguardo della promozione in seconda categoria. Per quanto riguarda gli spareggi e play-off, se il Real Licata riuscirà a mantenere l'attuale distacco di 15 punti dalla coppia Montallegro-Real Canicati, salta una semifinale e attenderà di conoscere la finalista dello spareggio tra Cianciana e Ribera. Ma vediamo cosa riserva questo ultimo terzo turno di campionato. Si affronteranno Bivona-Real Licata, Gattopardo Palma-Burgio, Montallegro Cianciana, Ribera Real Canicati, riposeranno Atena ed Aragona. Campionato di basket Serie B, la Fortitudo Moncada informa che la partita contro Cassino in programma domani domenica 8 maggio a Porta Empedocle al Pala Moncada alle ore 18 sarà giocata regolarmente, così come voluto dal presidente Gabriele e dall'intera famiglia Moncada, e soprattutto aggiunge la società, come avrebbe voluto il nostro amatissimo presidente, la Fortitudo Agrigento e il suo grande amore, così come la pallacanestro, e siamo certi che non ci sia miglior modo per onorare la sua memoria e sentirci più vicini a lui con la presenza al palazzetto. L'ingresso sarà gratuito e siamo sicuri che il nostro presidente sorriderebbe a vedere un Pala Moncada pieno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.